Abbiamo incontrato le quinte classi dell'Istituto Bezzone di Padova, l'Istituto per i Geometri, e io ritengo importantissimo che questi giovani che fra poche settimane finiscono il ciclo della scuola dell'obbligo e quindi dovranno scegliere se immettersi nel mercato del lavoro o continuare gli studi universitari, che abbiano una conoscenza del rapporto con le istituzioni più obiettivamente conosciuto. Se il rapporto tra questi che saranno i prossimi professionisti di un segmento così importante vivono solo delle notizie che hanno dai media, hanno una visione parziale, non voglio dire distorta, ma sicuramente riduttiva del complesso, e quindi incontrarli per poter esprimere loro le concezioni che nascono dal nuovo statuto, ma più ancora ascoltarli e poter dare risposte alle loro domande e certamente condividere con loro anche alcune preoccupazioni, ma lasciare sempre lo spazio a che la speranza del loro divenire sia aperta. Sanno anche loro che oggi su 3 giovani uno è disoccupato, e proprio per questo noi dobbiamo cercare di incontrarli per riavviare quel percorso virtuoso che propone i giovani, provvedere le nuove idee, la capacità di innovazione, la capacità di qualità, avviandoli magari all'università per potenziare anche la ricerca, ma laddove invece rimarranno nel mercato del lavoro, sia che ricerchino l'occupazione nell'impresa, sia che facciano i liberi professionisti, sia che cercano l'occupazione nella pubblica amministrazione, abbiano una visione non a prioristicamente negativa di quello che è l'apparato istituzionale. Dovranno operare con i comuni, con le province, con la realtà regionale, e quindi è bene che abbiano un approccio il più diretto possibile, il più immediato possibile, senza fronzoli, senza posizioni con steccati che devono essere abbandonati. Devo dire che questa esperienza di oggi la considero molto positiva per me, spero sia servita anche a loro, almeno in parte. Lo Statuto di per sé stesso non è un libro che si legge con interesse, con passione, non è un romanzo, quindi ha difficoltà ad essere letto, compreso e anche criticato per molti aspetti, però è il compito che abbiamo noi come Consiglio regionale, che adesso, finita la campagna elettorale, prima non potevamo farlo, finiti i ballottaggi faremo un'azione forte di diffusione, specie attraverso le scuole, faremo attraverso gli altri livelli istituzionali, le province, i comuni, ma in particolare attraverso le scuole, perché è la nostra carta costituente a cui fare riferimento, ma più ancora perché noi dovremo rapidamente fare le leggi che daranno attuazione allo statuto, e questo sarà più fattibile nella misura in cui ci sarà anche da parte della collettività la pressione perché questo avvenga rapidamente, e più ancora perché avvenga rispettando i preziosi principi che stanno dentro lo statuto. E la politica regionale ha leggi da fare, leggi nuove, leggi soprattutto che aggiornino quelle che ci sono, e poi gli interventi che in automatico dovrebbero prodursi all'interno dell'amministrazione, la quale, se tiene conto di quel che c'è scritto nello statuto, dovrebbe procedere nella direzione di cogliere la sua funzione sempre più rilevante nella realizzazione degli obiettivi che sono qui indicati, che sono indicati nelle leggi. Insomma, dentro c'è un messaggio che in larga misura ha un carattere morale, di etica pubblica, ecco, se vogliamo usare questa espressione, perché ci sono tutti i protagonisti e soprattutto il protagonista principale, che è la persona. Quindi, capisce, adesso è come, io lo direi che è così, si è fermati, lasciamo stare idealmente parlando, no? Metaforicamente parlando. Il Consiglio regionale ha riflettuto in nome e per conto della società veneta in questo periodo, ha scritto le cose che ha scritto, sono essenziali per il grado di civiltà che ci caratterizza, e ripeto, oggi è a rischio soprattutto perché tutti vediamo quanto difficile è muoversi all'interno delle difficoltà che riguardano la riduzione delle risorse, ma anche le barriere psicologiche, il senso di stanchezza,
la speranza che viene meno, e poi c'è il raccordo con le generazioni nuove, e da questo punto di vista mi riporto alla domanda che mi faceva prima. Io credo che corrisponda a un imperativo categorico quello di cercare di andare in mezzo ai giovani e dire: guardate che questo è il testamento che vi viene dato, si tratta di attuarlo, dovete poi voi stessi testare, no? Regalare qualche cosa a chi verrà dopo di voi.